Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, certo che interveniamo anche oggi sul caso dell'agente Cinturrino fermato stamattina per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, spacciatore che esercitava nel boschetto della droga di Rogoredo. Certo che interveniamo a maggior ragione se siamo in presenza di un possibile e gravissimo è possibile, entrambi gli aggettivi, perché il garantismo deve valere anche in questo caso, ma di ora in ora emergono elementi più inquietanti e quindi se siamo di fronte a un possibile crimine commesso da una persona in divisa, da un esponente delle forze dell'ordine, interveniamo due volte proprio in quanto difensori del 99% di ragazzi per bene che tendenzialmente sottopagati difendono ogni giorno la nostra sicurezza nelle strade. Ma alla cronaca anzitutto. Come abbiamo detto, Cinturino è stato fermato stamane con l'accusa di omicidio volontario. I PM di Milano che hanno inoltrato al GIP la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere, hanno ritenuto sussistenti tutte le esigenze cautelari, ivi compreso il rischio che Cinturino possa reiterare il reato, cioè uccidere ancora. Il fermo ora deve essere convalidato. Al momento la ricostruzione che emerge dall'accusa e che risulterebbe corroborata da dettagli è che Cinturino abbia fatto portare sul luogo del delitto la famosa beretta caricata a salve in un secondo momento da un suo collega, dopo aver sparato alla testa di Mansouri, che secondo un testimone oculare al momento dello sparo aveva in mano una pietra, un cellulare, ma non una pistola. Ci sono poi elementi invece di indiscrezioni, di voci che inserirebbero questa condotta, che nel caso fosse confermata è criminale, di Cinturino in una presunto giro di droga che coinvolgeva il Palazzo Aler dove vive con la compagna, per cui addirittura Cinturino avrebbe richiesto un pizzo al pusher per permettergli di fare la sua attività. Tutto questo è ulteriormente nel regno delle ipotesi. Noi invece vogliamo dire delle cose chiare di principio. Da un punto di vista di principio, chi vi parla crederà sempre in presenza di fatti di questo tipo, di fatti di sangue, di drammi che avvengono sulla strada, crederà sempre alla parola di un poliziotto, carabiniere, membro delle forze dell'ordine, finché emergono elementi contrari. Finché non emergono elementi contrari, io continuerò a credere ai ragazzi in divisa, perché altrimenti salta il patto e la tenuta sociale, perché sono coloro che sono deputati al presidio quotidiano della nostra sicurezza. Quando poi invece emergono elementi contrastanti, li si verifica. Se li si verifica e risultano veritieri e quindi risulta falsa la versione data dal poliziotto, dal membro delle forze dell'ordine, questa falsità ha una gravità doppia, proprio perché ha la divisa, proprio perché incarna sia ciascuno di noi che un ruolo, lo giudico doppiamente grave nel caso. Quindi, perché attenzione, siamo al fatto che è fermato, cioè esiste, mi insegnano il garantismo anche per lui, non solo per altri potenziali criminali. Ma se l'impianto accusatorio verrà confermato in 3 gradi di giudizio, a quel punto, se tutto questo si realizzasse, dal mio punto di vista, l'assistente capo Cinturino è un nemico delle forze dell'ordine, è uno dei principali nemici, sarebbe nel caso fosse confermato, come ho chiarito in premessa, ma in quel caso sarebbe uno dei principali nemici dei suoi colleghi, sarebbe uno dei principali alleati di tutto quel milieu giornalistico, intellettuale, politico, delle anime belle che ci spaccia ideologie antidivise quotidianamente. Se tutto questo fosse confermato, un sé che ormai nelle cronache è passato in cavalleria, ma io invece è un principio di civiltà giuridica, lo ribadisco, se tutto questo fosse confermato, tecnicamente questo agente indegno di essere tale sarebbe un alleato logico e morale dei galantuomini che combattono i ragazzi in divisa, sarebbe un alleato logico e morale
di quei galantuomini che hanno aggredito un suo collega anche a martellate a Torino. Sarebbe a tutti gli effetti il miglior alleato dei nemici della polizia, dei nemici di coloro che sono deputati a garantire ordine e sicurezza, gli unici due paletti all'interno dei quali esistono le nostre libertà. Quindi non solo non siamo affatto reticenti con gran dispiacere delle anime belle, diciamo che sono emersi elementi inquietanti, li abbiamo riassunti tutti senza omissioni e abbiamo detto che se fossero confermati sarebbero doppiamente gravi e ci aspetteremmo condanne doppiamente pesanti, proprio in nome di quella divisa dalla cui difesa non retrocederemo mai. Grazie a tutti.